A farne le spese più di tutti sarà la Facoltà Trevigiana di Design Industriale e della Moda. Poi a ruota ne risentiranno gli aiuti alle imprese attraverso i bandi, le attività volte a sviluppare la innovazione e la formazione. Sono gli effetti dei tagli alle Camere di Commercio che incideranno molto pesantemente sugli enti intermedi per lo sviluppo del territorio. Sicuramente è una batosta, però se il taglio è quello del 50% scompaiono 8 milioni e mezzo e quindi c'è poco da chiacchierare, insomma. Le risorse disponibili si dimezzano e dobbiamo assolutamente purtroppo tagliare quasi tutto, insomma. Tognana si rivolge ai piani più alti della politica. L'obiettivo è fare in modo che arrivi all'orecchio del Premier l'importanza che ricopre un ente come la Camera di Commercio per lo sviluppo economico del nostro territorio. Ho parlato con il sindaco Manildo che cerchi di parlare con Renzi in maniera tale da fargli capire che cosa vuol dire un impatto del genere non soltanto sull'economia trevigiana ma anche su quelle delle altre aree. In attesa di una risposta ci si rassegna ad una revisione radicale delle priorità. Tuttavia anche gli industriali, attraverso il presidente del Veneto, stanno dalla parte delle riforme. La posizione di Confindustria è chiara sulle Camere di Commercio, l'ideale sarebbe farne una regionale che abbia determinati compiti. Bisogna procedere con progressività, però io credo che il tema vada affrontato e bisogna cominciare ad affrontarlo immediatamente.